Portoviro premia CIS, Compagnia Italiana Sali. Prego l'assessore Capanna Michele e Federico Duo per l'azienda di venire sul palco per ricevere questo premio che sicuramente è meritato per un'altra delle aziende importanti del nostro territorio. Buonasera assessore, grazie, buonasera. E a Federico Duo, che tra l'altro è anche un tagliolese, ci fa piacere sottolinearlo. L'azienda è uno stabilimento all'avanguardia dove tutta la filiera di produzione del sale, Gemma di Mare, è totalmente italiana. Lavaggio, essiccazione, iannatura e confezionamento avvengono nello stabilimento di Portoviro, vera e propria avanguardia industriale ed esempio virtuoso di officina produttiva italiana. Inaugurato nel 1974, anno in cui venne liberalizzata la vendita di sale alimentare, consentendo così a Compagnia Italiana Sali di iniziare la distribuzione in tutta Italia attraverso il marchio Gemma di Mare, nel 2018, dopo 40 anni di attività, lo stabilimento è stato ristrutturato e si estende su una superficie di 40.000 metri. Complimenti. Applauso a questa importante realtà. Allora, assessore, abbiamo parlato Adria, che naturalmente è forse la città più titolata e più storicamente importante, però quando si parla di Delta si parla che Portoviro è forse la più aggressiva dal punto di in senso buono. Come lo vedete voi amministratori questo? Ma io credo che una sana competizione tra amministrazioni comunali nel senso di creare, stimolare, incentivare tutte le realtà economiche, sportive e quant'altro del nostro territorio non possa che essere efficace nel far crescere la nostra comunità. E noi l'anno scorso avevamo premiato un'eccellenza sportiva, la Delta Volley. Quest'anno abbiamo voluto indicare un'eccellenza economica, la Compagnia Italiana Sali, perché, come hai detto prima, è un'azienda leader in Italia da circa 50 anni nella produzione e distribuzione del sale. Si tratta, lo conoscete tutti, di un sale marino pregiato e naturale che è commercializzato con il nome di Gemma di Mare, ma oltre all'esperienza e alla competenza l'azienda fornisce anche un'ampia gamma di prodotti con tante varietà di sale che accontentano e soddisfano le varie esigenze del mercato. Questa sera, a nome dell'amministrazione di Portoviro, voglio ringraziare l'azienda e il loro rappresentante, perché l'azienda, oltre a fornire e offrire impiego a tante persone del nostro territorio, che questo dal punto di vista occupazionale è molto importante, come si diceva prima anche per il consorzio dei pescatori, avendo la sede a Portoviro contribuisce a promuovere la nostra immagine a livello nazionale. Una domanda veloce: quanto può incidere sul successo di un'azienda un'amministrazione? Beh, diciamo che un'azienda ha successo, secondo me, per le capacità imprenditoriali, fondamentalmente per le capacità imprenditoriali di chi la amministra e di chi la dirige, e un'amministrazione può aiutare a creare le condizioni per lo sviluppo e perché appunto l'azienda possa lavorare nelle condizioni migliori possibili. La ringrazio. Federico, ti chiedo una cosa al volo. Un'azienda importante anche per te. Appartenere ad aziende così importanti, che responsabilità porta? Tante responsabilità, però bisogna impegnarsi, lavorare e cercare di ampliare sempre più, perché ci sono giovani che sono a casa da lavorare e quindi incrementare, allargarsi vuol dire dar lavoro a altre persone. Ti ringrazio, complimenti a CIS, Compagnia Italiana Sali, che ricordiamo appunto un'azienda con 60 dipendenti, o non sbaglio, quindi una grandissima realtà. Grazie a Davide Malangoni, l'assessore tagliolese, che consegna appunto il premio al suo omologo, il dottor Michele Capanna.